Alta tensione a Treviso tra Lega e Fratelli d'Italia dopo le parole di Carlo Nordio sulla città poco sicura. Conte attacca, qualcuno fuori dal Consiglio vuole destabilizzare e annuncia per domani l'incontro con Piantedosi. Ma nel dibattito entra a gamba tesa Gentilini che dà ragione al ministro Meloniano. A Treviso troppo lassismo, il sindaco, quelli di Genti erano altri tempi, il PD pensano a litigare e non risolvono il problema. Intanto la Lega lancia la sfida a Fratelli d'Italia sulle regionali con una raccolta firme nelle piazze già da questo weekend, l'annuncio di Alberto Stefani a Ring. Minacce con il coltello, calci e schiaffi a 2 minori per rapinarli in carcere, un 18enne colpevole anche di altri raid nella Marca. I carabinieri arrestano il 71enne pluripregiudicato Radames Maior, sarebbe uno degli autori del violento assalto in casa del febbraio 2024 a Cavallino Treporti. Rapporti costanti e accertati con esponenti della malavita organizzata calabrese, la prefettura di Treviso fa scattare l'interdittiva antimafia per un'azienda edile di Conegliano. Timori dei dazi, usa sul prosecco, dal boom di esportazioni a fine anno ai piani alternativi nel caso i prodotti italiani venissero fortemente penalizzati. La delegazione del comune di Treviso a Vilnius in Lituania per la cerimonia delle Città Verdi 2025, tra cui svetta anche il capoluogo della Marca. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. I temi della sicurezza in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Sicurezza che sta diventando in queste ore un terreno di scontro fortissimo tra alleati del centrodestra. Sullo sfondo ci sono le parole pronunciate ieri dal ministro trevigiano alla giustizia Carlo Nordio, che ha parlato di una città poco sicura dove non si può passeggiare in tranquillità in centro il sabato pomeriggio, dichiarazioni che sono risultate disturbanti a Casugana. Dopo i toni diplomatici delle prime ore, il sindaco Mario Conte è passato all'attacco e lo ha fatto in diretta nel corso della nostra prima edizione oggi a mezzogiorno. Conte che va all'attacco del ministro Nordio e che annuncia per domani un incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi. Evidentemente qualcuno fuori dal Consiglio Comunale cerca di destabilizzare. L'importante è che se qualcuno se la deve prendere, se la prenda con il sindaco, ma non venga danneggiata l'immagine di una città soltanto per motivi politici. Di rientro da Vilnius, Mario Conte non poteva essere più chiaro. Qualcuno sta tentando di avvelenare i pozzi a Casugana con il tema della sicurezza che fa da detonatore, e non potrebbe essere altrimenti dopo la nota del ministro alla giustizia Carlo Nordio che, incontrando i vertici di Fratelli d'Italia, cittadini e provinciali, ha parlato di una Treviso poco sicura dove la gente ha paura di passeggiare in centro. Apriti cielo, dopo la diplomazia delle prime ore, Conte passa all'attacco. Oggi, oltre ai proclami, gli chiediamo di mettersi ancora una volta accanto agli amministratori portando concretamente delle soluzioni. Quindi fermare l'immigrazione clandestina, mettere in campo delle regole che siano rispettate da tutti con la certezza della pena e soprattutto incrementare il personale delle forze dell'ordine nei nostri territori. Il resto sono tutte chiare. Ma lo sfogo non finisce qui. Lo stesso primo cittadino accelera l'incontro con un altro ministro, quello dell'Interno. La differenza tra chi fa l'amministratore e chi fa politica è che chi fa politica cerca di scaricare le proprie responsabilità sugli amministratori. Gli amministratori si rimboccano le maniche e lavorano, tant'è che domani molto probabilmente cercherò di incontrare anche il ministro Piantedosi, perché per noi la priorità è ripristinare la sicurezza nella nostra città. Nel dibattito innescato da Nordio entra a gamba tesa in mattinata lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Nordio ha perfettamente ragione, c'è stato un troppo lassismo. Io ho sempre detto baionetta in bocca e questo è l'ordine che io davo ai miei tempi, e quindi chi sbagliava doveva pagare immediatamente. Quanto ha detto Gentilini è esattamente ciò che penso io. C'è da dire che rispetto a 20 anni fa è cambiato il tessuto sociale della nostra città.
quando Gentilini era sindaco. Insomma, altri tempi, ribatte Conte, ben sapendo che quelli attuali sono segnati da elezioni regionali e dopo Zaia, famelici, impreparati, perdenti, la descrizione dei meloniani attribuita allo stesso Conte dal quotidiano Il Foglio, giudicata quantomeno offensiva in studio a Ring da Claudio Borgia, presidente trevigiano di Fratelli d'Italia. Evidentemente Claudio Borgia racconta qualche bugia. Tra l'altro proprio il segretario provinciale Claudio Borgia era stato tempestivamente informato dell'accaduto dal sottoscritto, con il quale mi ero chiarito, gli avevo trasmesso in copia anche la smentita e quindi mi sembra francamente una grande arrampicata negli specchi, però non mi interessa, cioè io non devo scusarmi di cose che non ho detto. Non è mia intenzione alimentare nessuna polemica politica con gli alleati. Noi attendavamo una smentita pubblica da parte del sindaco Mario Conte. Prendiamo atto che sono arrivate oggi e adesso, visto che tutti siamo amministratori locali, possiamo tornare ad occuparci dei problemi reali dei cittadini. È del tutto evidente che a Treviso e non solo tra alleati del centrodestra tira una bruttissima aria, un clima torbido, e in questo clima si inserisce la polemica a tratti feroce dell'opposizione a partire dal Partito Democratico, ma il dibattito non è soltanto politico. Perché la questione è che il centrodestra sta litigando per le regionali, il problema è chi è più forte uno con l'altro e non si occupano della sicurezza. È vero che questa zona è militarizzata, ma c'è gran parte della città invece che è molto più insicura. Tra l'altro, oltre a militarizzare, altri progetti ci sono, bisogna anche costruire un percorso per recuperare questi ragazzi che comunque stanno mettendo a ferro a fuoco la città. Quello del centrodestra sui temi della sicurezza sembra più un cortocircuito che un dibattito interno. Questa è la linea del Partito Democratico, che così si insinua nelle spaccature, forse lacerazioni tra alleati. C'è solo una cosa che sia il sindaco Conte che il ministro Nordio dimenticano di dire, cioè che la destra è al governo del paese da 2 anni e di Treviso da decenni. Possibile che siamo fermi ai commenti apocalittici, ai proclami e alle frecciatine interne al centrodestra? Situazione che il segretario PD Veneto Andrea Martella definisce paradossale. Se Nordio vuole davvero affrontare il tema della sicurezza, se ne assuma le responsabilità. Le parole di Martella, ma il dibattito non è solo politico. Andrea Penzo Aiello è barista in centro ed ex presidente di Veneto Imprese Unite. Sui social ha detto provocatoriamente che oggi è peggio della pandemia. Il tema sicurezza oggi va a incastrarsi in uno scenario già drastico e drammatico e di conseguenza non fa altro che peggiorare. È un tema sicurezza che va affrontato perché effettivamente c'è, perché i casi di cronaca sono all'ordine del giorno. D'altro canto però ci sta anche creando una paura verso l'utente, magari non sempre così tanto giustificata. L'allarmismo crea desertificazione e desertificazione dà terreno fertile per ulteriore degrado. Di conseguenza dobbiamo tornare a vivere la città e a far vivere la città per essere noi con la nostra presenza il primo presidio. Intanto forze dell'ordine ed esercito, anche a seguito delle numerose risse e aggressioni di queste ultime settimane, continuano a fare la spola soprattutto nella zona calda di Via Roma, dove Filippo Bisori, giovane negoziante, esprime un mezzo timore che è anche una richiesta. La mia paura è che questi controlli siano eccezionali perché, dovuto a tutta questa commissione di fatti appena dette, temo che magari per una settimana, qualche giorno faranno così per dire ecco la situazione è sicura e poi si torna alla normalità. E sullo sfondo per l'appunto c'è lo scontro in vista delle regionali, il dopo Zaia. Uniamo i tasselli, un tassello fondamentale ce l'ha dato ieri sera a Ring in diretta, intervistato da Ferdinando Avarino, Alberto Stefani, segretario della Lega del Veneto, Lega che si mobiliterà in tutte le piazze. Vediamo perché. Dal prossimo weekend, in particolare quello successivo, lanceremo una raccolta firme, appunto Veneto ai Veneti, squadra che vince non si cambia, che vuole proprio ricevere i pareri, le sollecitazioni, ascoltare la base, ascoltare i veneti e capire se questa linea che abbiamo portato avanti effettivamente corrisponde anche alla volontà
della gran parte dei cittadini veneti. L'operazione Veneto alla Lega parte ufficialmente e parte subito. Chi pensava, pochi in realtà, che la tattica attendista di Fratelli d'Italia, non rispondere alle provocazioni del Carroccio, potesse spegnere gli ardori degli alleati, si sbagliava. Alberto Stefani vuole portare al tavolo della trattativa a Roma fogli su fogli di carte con le firme di quanti più veneti possibile che chiedano il candidato presidente alla Lega. Noi abbiamo delle rilevazioni fatte anche non solo tramite sondaggio telefonico, ma anche tra la gente, e se si va a parlare con la gente tutti ti dicono noi quando votiamo a livello territoriale votiamo la persona, votiamo un partito che ha una storia, votiamo un partito di cui fidarci. Tanti hanno votato Fratelli d'Italia a livello nazionale, ma a livello locale gli stessi voterebbero Lega, voterebbero una classe dirigente che conoscono. Messaggio chiaro, l'ipotesi corsa solitaria è sempre lì, dietro l'angolo, tanto forte che la Lega lo ha messo in campo prima ancora di ottenere l'avallo di Via Bellerio. È un'ipotesi che non avevo condiviso diciamo a livello sovraregionale. Quindi non con Salvini, posso chiederglielo? No, è un'ipotesi che è nata proprio dalla base, parlando con i militanti. La prima opzione rimane Zaia, se dovesse tramontare definitivamente resta comunque l'idea di un nome, del Carroccio, dal quale la segreteria non ha alcuna intenzione di allontanarsi. Lista Zaia in campo in ogni caso, spiega Stefani, che si vada uniti oppure no, opzione quest'ultima che non spaventa più. Più volte anche alle elezioni comunali dello scorso anno abbiamo scelto di andare da soli, sì. L'abbiamo fatto nel momento in cui vedevamo che la situazione non trovava una quadra. In tutti i casi in cui la Lega è andata da sola in quei comuni abbiamo vinto anche contro i nostri alleati. Un Carroccio che si fa forte del KO del referendum abrogativo sull'autonomia, sottolineando fin da subito che c'era solo il Veneto a traino leghista e non il governo marchiato Meloni a difendere la legge Calderoli alla consulta. Il capogruppo Villanova cita l'esito del quesito lanciato dalla nostra emittente. Un sondaggio di Ring di Antena 3 di ieri sera ha certificato quello che per tutti noi era una cosa chiarissima. I veneti avrebbero vissuto un referendum contro l'autonomia come una profonda ingiustizia. Non è un caso che la stessa percentuale che ha votato a favore dell'autonomia nel 2017 si sia espressa ieri sera proprio per dichiararlo. Uno Stefani pronto a raccogliere le firme dunque, che già pensa al dopo elezioni, sottolineando, e questo è un messaggio chiaro all'interno del partito, come l'eventuale squadra di governo non dovrà affossarsi necessariamente sul passato. Credo che sia un partito serio debba esprimere più nomi anche per la squadra che andrà a guidare quella regione. Noi abbiamo bisogno di top players per guidare una regione. E a proposito di sicurezza, non c'è solo Treviso, andiamo a Conegliano, dove dopo 2 settimane di indagini serrate è stato denunciato l'autore della violenta aggressione ai danni di un 47enne pakistano, aggressione che si era registrata il 4 gennaio scorso all'esterno del supermercato Prix di Viale Venezia. Ha denunciato un 23enne senegalese. Grazie all'approfondimento investigativo che è stato fatto dai militari della compagnia di Conegliano, è stato identificato un 23enne senegalese. Sono arrivati a lui incrociando testimonianze, immagini della videosorveglianza, i carabinieri della città del Cima, oltre 2 settimane di indagini serrate che hanno permesso di dare un nome e un volto all'autore della brutale aggressione ai danni di un pakistano 47enne ferito gravemente al collo da un coccio di bottiglia. Era la sera del 4 gennaio nel parcheggio del supermercato Prix di Viale Venezia, sullo sfondo troppo alcol. Dai primi accertamenti che abbiamo fatto, la lite che è scaturita per futili motivi era comunque alimentata dall'abuso di alcol. Il 23enne senegalese regolare sul territorio incensurato è stato denunciato in stato di libertà. Più in generale proseguono senza sosta i controlli dell'arma, intensificati nelle ultime settimane dopo i fatti di via Castelmenardo a Treviso, e quello che si registra un fenomeno inquietante, la diffusione di armi tra i più giovani. Non abbiamo statistiche che riguardano questi casi. Sicuramente gli ultimi episodi pongono il problema dell'utilizzo di strumenti atti ad offendere in mano a giovani che chiaramente ne fanno un uso illegale. Una tendenza quindi, ma dal comando di via Cornarotta arriva un messaggio chiaro. Probabilmente la percezione che il comportamento sia un comportamento che non ha risvolti penali agevoli questo tipo di pratica. In realtà il portare un oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo è un reato.
Minacce con il coltello, a proposito, calci e schiaffi a 2 minori, in carcere per questo un 18enne colpevole anche di altri reati compiuti la scorsa estate nella Marca trevigiana, tra questi pensate anche il furto di un van a una famiglia inglese. Schiaffi, minacce, armato di coltello e calci forti al punto da perdere le scarpe. Si trova ora in carcere il 18enne di Silea che lo scorso agosto ha aggredito con violenza 2 minorenni al parco vittime delle foibe di Biancade, rapinandoli di vestiti, catenine d'oro, cellulari e contanti. L'aggressione è partita da uno sguardo di troppo, i 2 minorenni presi di mira dalla baby gang guidata dal 18enne che attorno a sé aveva altri 5 minori complici. Colpevole uno dei 2 ragazzi, secondo un amico del bullo, di aver offeso la sua famiglia. Da qui le botte e le minacce arrivate al punto da far spogliare uno dei 2 minori lasciandolo di sera in biancheria intima in mezzo al parco. Non contento, il 18enne dopo le violenze ha costretto uno dei 2 minori ad andare a prelevare al bancomat più vicino e sono state proprio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle vittime a portare all'identificazione del 18enne violento. Il giovane non è nuovo a reati di questo tipo. Appena il giorno prima dell'aggressione con altri 2 amici, una ragazza e un ragazzo minori, è stato protagonista di un furto al supermercato Prix di Conegliano. Colti in flagranza i complici usciti dal supermercato, il 18enne era stato trovato dalle forze dell'ordine seduto a terra a mangiare un panino e bere bibite energetiche. Non solo, il giovane era tra i ragazzi che la scorsa estate avevano rubato un van ad una famiglia inglese in vacanza nel nostro territorio. La custodia in carcere, secondo il GIP, sarebbe dunque necessaria sia per la gravità degli episodi sia per concreti rischi di reiterazione dei reati. Radames Major, soprannominato il boss dei giostrai, residente nel Trevigiano, è molto noto, è stato arrestato dai carabinieri di San Donà di Piave per il suo coinvolgimento nell'assalto armato a Cavallino Treporti nella casa della famiglia Biondo. Era il febbraio dell'anno scorso, nella rapina fu ferito da un colpo di pistola a una gamba il 33enne Alberto Biondo. Ci racconta tutto Nicola Marcato. Sappiamo già tutto, siamo a posto, grazie, arrivederci. La famiglia Biondo preferisce non rilasciare commenti. Un anno dopo quell'incubo non è ancora del tutto passato, ma un tassello fondamentale è stato aggiunto con l'arresto di Radames Major, il 71enne trevigiano soprannominato il boss dei giostrai, è stato bloccato dai carabinieri di San Donà di Piave. Per gli inquirenti è uno degli autori dell'assalto armato avvenuto nel febbraio 2024 a Caballarin, nel comune di Cavallino Treporti. Se entrai in casa da me basso, dopo se andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo ho trovato mio figlio che è mio nipote che ha combattuto. Così il giorno dopo raccontava il terrore di quei momenti Piero, il nonno di Alberto Biondo, il 33enne che nel tentativo di proteggere il padre, picchiato selvaggiamente dai banditi, rimase gravemente ferito alla gamba da un colpo di pistola. E io da dietro istintivamente l'ho preso e l'ho tenuto duro finché potevo, ma in quel momento lui quel calcio da pistola faceva così, dietro mi dava i colpi tutti sulla testa, ero tutto pieno di sangue. E dicevo a mio figlio Alberto dammi una mano e in quel momento lui mi ha detto no, non ce la faccio, mi hanno sparato. Pochi giorni dopo la rapina un 56enne sempre del Trevigiano, ritenuto l'autista del comando, era stato arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza e ai tabulati telefonici. Le indagini condotte dai carabinieri di Venezia sono comunque proseguite per quasi un anno, portando all'identificazione e all'arresto di Radames Major grazie alle testimonianze, ai filmati di sorveglianza e alle analisi di tracce biologiche. Lunedì scorso Major è stato interrogato dal GIP di Venezia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il 71enne, noto come l'egiziano, vanta un curriculum criminale di spessore. Ha scontato oltre 20 anni di prigione ed è il padre di quel Manuel Major, giovane giostraio ucciso dal vigilante Massimo Zen mentre stava fuggendo dopo aver compiuto furti a dei bancomat. A Caballarin la notizia dell'arresto è stata accolta con sollievo. Vediamo cosa succede, insomma. Che viene fuori anche quest'altri, vengono in 3.
Usavano auto intestate a prestanomi per compiere dei furti, denunciati per questo un 23enne e un 21enne di origini balcaniche, colpevoli di aver rubato preziosi in due case a Casiera e Preganziol lo scorso 24 ottobre. L'indagine dei carabinieri è iniziata grazie all'alert notificato dal sistema Targa System. Hanno rubato monili in oro, effetti personali e occhiali di marca introducendosi in due abitazioni a Preganziolo e Casier lo scorso 24 ottobre. Sono stati denunciati per furto e tentato furto aggravato un 23enne e un 21enne di origine kosovara e albanese che per i loro colpi usavano auto intestate a prestanomi. È quanto emerge dall'indagine dei carabinieri di Dosson. Infatti, grazie all'alert dei lettori di targa era stata segnalata una vettura sospetta, di cui le ricerche che hanno portato a identificare e denunciare i due ventenni stranieri autori dei furti. In entrambe le occasioni i malviventi avevano agito utilizzando un'auto, una Peugeot 308 intestata a un uomo di 49 anni di origine italiana, noto come prestanome, tecnica mirata a ostacolare le indagini. Dalla notifica degli occhi elettronici, i militari dell'Arma sono poi riusciti a risalire al modus operandi dei due e a rintracciarli. L'auto è stata ora posta sotto sequestro. Ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata in mezzo alla strada, ferita la conducente, una donna di 45 anni. L'incidente oggi pomeriggio alle 16 in via Montello a Cairano San Marco. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto i sanitari del SUEM 118 e i vigili del fuoco di Montebelluna che per estrarre la conducente dall'abitacolo hanno tagliato, lo vedete, il parabrezza. La donna è stata trasportata all'ospedale di Montebelluna con lesioni di media gravità. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso. Il prefetto di Treviso ha adottato un'interdittiva antimafia nei confronti di un'impresa della zona di Conegliano operante nel settore dell'edilizia. Il provvedimento si è reso necessario alla luce degli accertati consolidati rapporti economici tra la società interdetta e soggetti riconducibili a organizzazioni criminali. È stata in particolare appurata la presenza tra i dipendenti della società destinataria dell'interdittiva e tra quelli di altre società in rapporti commerciali con la stessa di persone di rilevante caratura criminale appartenenti a famiglie della malavita calabrese gravati da precedenti specifici in materia di antimafia. Il pericolo concreto di ingerenza della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale trevigiana hanno reso necessario l'adozione di questo provvedimento da parte della Prefettura. I temi dell'economia, i timori per i dazi a pochi giorni dal via dell'amministrazione Trump con la cerimonia a Washington, ci sono i timori del mondo del prosecco. Incide quasi oltre il 70% delle esportazioni. Un po' di preoccupazione c'è, il mercato americano incide molto sulle esportazioni delle bollicine di marca e l'annunciata politica dei dazi da parte del nuovo presidente Trump ha messo in allerta i produttori di prosecco. Ho sentito i nostri soci e da un lato c'è stata un'accelerazione forse verso fine anno proprio per anticipare eventuali negatività rispetto all'istituzione dei dazi da parte della nuova amministrazione Trump. Dall'altro però c'è anche abbastanza la consapevolezza e sensazione che non si voglia rinunciare a un'eccellenza come quella del prosecco e del prosecco Asolo in particolare, e quindi siamo anche attenti ovviamente a queste novità che arriveranno oltreoceano, ma con una fiducia perché si possa continuare a esportare in maniera importante come è stato finora. Dalla Regione Veneto si guarda con favore al lavoro di diplomazia del governo con la nuova amministrazione americana, così come con i grossi importatori di vini negli Stati Uniti, diversi dei quali di origine italiana. Nel caso però si profilasse l'ipotesi peggiore di dazi pesanti sui prodotti italiani, si sta pensando a soluzioni alternative. Il mercato del vino, non solo del prosecco ma anche tutti gli altri, stanno vedendo anche altre destinazioni, cioè stanno investendo anche nel mercato asiatico per esempio, europeo. Adesso si sta lavorando anche molto sul abbassare quello che è il grado alcolico dei vini, addirittura si discute di un'opportunità legata anche al livello zero di alcol, e questa secondo me sarà un'opportunità che aprirà il mercato in maniera incredibile. Si stanno guardando nuovi mercati nel contempo, ma si stanno guardando anche a forme diverse, perché abbiamo visto che il mercato cambia, i giovani consumano in maniera diversa e quindi sarà importante confrontarsi anche con i consorzi e con gli operatori e con le imprese e le aziende agricole su questo.
Torniamo alla cronaca perché una donna è stata intercettata dai funzionari doganali e dalla Guardia di Finanza all'uscita dell'aeroporto Canova di Treviso con quasi 88.000 euro in contanti nel bagaglio e nei vestiti. Pochi attimi prima la stessa, proveniente dallo scalo belga di Charleroi, aveva riferito agli operatori di non avere nulla da dichiarare. In assenza dei documenti necessari a far transitare somme superiori ai 10.000 euro, alla viaggiatrice sono stati sequestrati 39.000 euro come cauzione sulla prevista sanzione amministrativa. I temi della sanità: dal 1 febbraio 2025 scatterà in tutto il Veneto l'esenzione dal pagamento del ticket per le vittime di violenza, lo ha disposto la Giunta regionale. Parliamo di tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal pronto soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita. Con questa decisione di civiltà, sottolinea la Regione, siamo vicini alle persone che subiscono violenza. Infatti l'esenzione riguarderà l'intero percorso di cura successivo alle dimissioni dal pronto soccorso. Le donne colpite da questi terribili traumi hanno anche necessità di sentire la vicinanza delle istituzioni e questo è un modo per creare fiducia e dare aiuto. Così dunque dalla Regione del Veneto. Il fronte delle opere pubbliche, il nuovo ponte di Vidoro. Proprio ieri vi parlavamo del primo via libera tecnico arrivato dalla Sant'Artemio, dall'ente provincia di Treviso. Oggi c'è da registrare la soddisfazione dei comuni dell'area. Abbiamo appreso tutti che è stato sbloccato il parere tecnico da parte della provincia, chiaramente c'è la ricerca di finanziamenti. La cosa ci fa molto piacere come comuni rivieraschi, visto che già era un comune rivierasco, e il ponte è una cosa fondamentale perché effettivamente potrebbe dare dei grossi problemi dall'oggi a domani. È importante affrontare il problema in modo finalmente decisivo e risolutivo. La notizia della presentazione da parte di Veneto Strade del progetto della nuova viabilità che vedrà la costruzione del nuovo ponte di Vidoro è accolta con favore dagli amministratori del territorio. Una storia decennale che ora sembra cominciare a vedere qualcosa di concreto con l'avvio da parte della provincia del procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'infrastruttura, cruciale non solo per i comuni rivieraschi del Piave ma anche per l'intera area della Pedemontana e dell'Asolano. Finalmente quel nodo cruciale potrà avere una risoluzione e facilitare quindi la comunicazione tra la destra e la sinistra Piave. Sicuramente è un'opera importante, un'opera di rilievo, un collegamento fondamentale tra la sinistra e la destra Piave che non può vederci che soddisfatti nella soluzione finalmente arrivata. Sicuramente la strada per arrivare alla realizzazione del nuovo ponte, che consentirà di migliorare viabilità e sicurezza, è ancora lunga, ma con questo primo passo potrà essere meno difficile trovare le risorse. La strada è in salita, questo è un primo passo. La speranza che abbiamo tutti noi amministratori del territorio è che poi arrivino anche dei finanziamenti dallo Stato in questo caso. Siamo pronti a portarvi a Pieve del Grappa, c'è un nuovo capitolo nella vicenda dell'Istituto Alberghiero Maffioli, poi andremo a Possagno e ancora ritorneremo a Vilnius con l'amministrazione di Casugana e poi ancora Oderzo, subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Pieve del Grappa e parlare della sopravvivenza dell'Istituto Alberghiero Maffioli. La vicenda arriva in Consiglio regionale. Sono più di 3.600 le firme raccolte contro la chiusura della sede di Pieve del Grappa dell'Istituto Maffioli. A genitori, famiglie, insegnanti, categorie economiche e una dozzina di sindaci del Bassanese si aggiungono anche i consiglieri regionali di Europa Verde, Renzo Masolo e Andrea Zanoni, che hanno presentato una mozione nei confronti della giunta di Palazzo Balbi, firmata anche dalle consigliere regionali Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, ed Elena Ostanelli, Il Veneto che vogliamo. Con questa mozione noi chiediamo al Consiglio regionale un impegno affinché la Giunta regionale adotti le misure utili a trovare una nuova sede a Pieve del Grappa e a finanziare, se servono i fondi, il mantenimento di questo importante presidio del territorio. Le sedi alternative per studenti e insegnanti sono Montebelluna e Castelfranco e l'area del Grappa è da alcuni anni territorio mabunesco, col paradosso, secondo i promotori della mozione, che sia proprio un alberghiero ad essere interessato dalla razionalizzazione. No,
non dovete chiudere questa scuola, ma primo dovete garantire la fine dei cicli scolastici a chi è già iscritto, ma soprattutto trovare alternative o trovare il modo di rilanciare questa scuola, che è veramente un presidio strategico fondamentale per il territorio. La Regione dal canto suo non ha competenza diretta sulla gestione delle scuole superiori, ma lascia uno spiraglio aperto. Anche sabato abbiamo partecipato a un incontro, abbiamo appunto incontrato le famiglie direttamente sul posto e nonostante la competenza appunto non sia strettamente regionale, l'interesse è alto e abbiamo anche intenzione a breve di convocare un tavolo chiaramente con la provincia e i soggetti interessati per studiare una soluzione che possa essere percorribile. Il comune di Treviso Vilnius in Lituania per la cerimonia delle Città Verdi 2025, tra cui svetta anche il capoluogo della Marca. Grande soddisfazione, siamo la prima città italiana a ottenere questo riconoscimento, dice il sindaco Conte. Cerimonia di apertura dell'anno di Vilnius Green Capital 2025. In Lituania l'evento internazionale che riconosce l'impegno delle città europee per la sostenibilità ambientale. Tra queste anche Treviso. A volare nella capitale europea, infatti, il sindaco insieme a una delegazione di tecnici degli uffici politiche comunitarie e ambiente. È la prima volta che una città italiana vince questo premio. È un premio legato all'impegno non solo dell'amministrazione ma di tutta la comunità, un dossier molto articolato che ha messo insieme tante buone pratiche amministrative sul tema ambientale. Dalla raccolta rifiuti al piano sviluppo della rete fognaria alla riforestazione urbana al piano caldaie, incentivo all'utilizzo della bici. Una cultura ambientale che sta cambiando, che si è incardinata anche nel DNA della nostra comunità e che ci ha visto riconosciuto questo grande impegno e grande sforzo, facendoci di fatto sedere tra i migliori a livello europeo su questo tema. Ringrazio ogni singolo cittadino perché ognuno di loro ha contribuito con il proprio mattoncino a dare questo riconoscimento internazionale alla città di Treviso. L'incontro dell'amministrazione con i tanti primi cittadini europei, il tema quanto tempo ci vuole perché la natura si riprenda dagli effetti della guerra, resilienza urbana in tempi di guerra. Occasione anche per conoscere i sindaci di Leopoli e Kiev in Ucraina, ma non solo. Ne ho incontrato anche il sindaco di Valencia, che è stata la Green Capital l'anno scorso, e ha ringraziato la comunità trevigiana per la vicinanza dimostrata in più occasioni e in 1000 modi in occasione del loro disastro ambientale che hanno subito. Mi ha fatto particolarmente piacere dove un sindaco di una grandissima città straordinariamente bella che ha vissuto momenti drammatici ha riconosciuto nella nostra di comunità un supporto e un sostegno importante. Promuovere la cultura dell'accoglienza turistica nelle terre di Asolo e Montegrappa, che stanno vivendo un vero e proprio boom turistico. Consegnati stamane a Possagno 45 patentini dell'ospitalità da altrettanti operatori dopo un percorso di formazione. Un territorio che sta promuovendo le sue bellezze, che ha visto crescere in maniera esponenziale il numero di turisti con oltre 185.000 presenze, l'8% in più rispetto al 2019, anno di record assoluto nella storia del turismo veneto. Sono le terre di Asolo e Montegrappa. Qui è arrivata l'ultima tappa del percorso che ha visto la consegna a Possagno del patentino dell'ospitalità, 45 operatori formati per gestire al meglio l'accoglienza e la guida dei turisti, valorizzando il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico di quest'area. Un territorio con numeri così crescenti e dove l'offerta turistica è differenziata su 3 segmenti che sono l'enogastronomia, che sono lo sport all'aria aperta e tutto il tema dell'outdoor anche e infine il tematismo culturale, ha bisogno di operatori formati. Di operatori formati su cosa? Sui prodotti tipici, su quelli che sono i principali attrattori turistici del territorio e sui vari punti di interesse. Un progetto che ha coinvolto anche Confcommercio Treviso, impegnata a far crescere la cultura dell'accoglienza. È un territorio che sta crescendo, è sempre più sotto i riflettori e bisogna farsi trovare pronti e preparati. I turisti conoscono il territorio, a volte anche più di noi, e hanno aspettative alte. Noi dobbiamo rispondere con un'imprenditorialità
e con un'organizzazione, con dei servizi che loro chiedono e che noi dobbiamo fornire. Un visitatore sempre più straniero che apprezza un turismo esperienziale a tutto tondo, attento al paesaggio, alla cultura, alle eccellenze dei prodotti del territorio. Il tema dell'enogastronomia come punto di arrivo ma anche di partenza per essere di attrazione nei confronti dei turisti e come punto di partenza per far conoscere tutti i valori che hanno portato a questa grandissima risorsa del territorio. Vi do un appuntamento in ultima battuta per Treviso, per il ciclo Parole d'autore, domani sera alle 17 al Museo Archeologico di Oderzo. Donella Martignago presenta Siamo tutti giù per terra, un dialogo con l'autrice Maria Grazia Martignago. Interverrà in collegamento Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice al tempo del terremoto. Questo è l'appuntamento che vi diamo in chiusura della pagina di Treviso, pronti ad andare a Belluno. A Belluno, dove si parla di Olimpiadi e non potrebbe essere altrimenti, manca poco più di un anno all'appuntamento olimpico, alle Olimpiadi per l'appunto di Milano Cortina 2026. Inizia la mobilitazione del territorio, convocato un tavolo che sarà permanente in provincia. Tavolo permanente per la promozione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Nasce in provincia e alla prima riunione erano presenti davvero tutti. Sindaco di Cortina, rappresentanti dei comuni di Feltre e Belluno, presidente dei fondi di confine, Consorzio BIM Piave, DMO Dolomiti Bellunesi, Fondazione Cortina e categorie economiche quali Confindustria, Confartigianato, Appia, Confcommercio, Coldiretti e Confagricoltura. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono una straordinaria opportunità e quindi vanno coinvolte le categorie economiche, gli enti locali, la DMO, il Consorzio BIM, tutti coloro i quali possono diventare dei stakeholders per questo grandissimo evento. Tutti hanno condiviso la necessità di accelerare sul fronte della valorizzazione del territorio, dandosi come obiettivo l'organizzazione di eventi in grado di alimentare l'atmosfera olimpica da qui all'avvio dei giochi con l'accensione del braciere fissata per il 6 febbraio 2026. Secondo me dobbiamo muoverci perché non vorrei mai che finite le Olimpiadi dicessimo abbiamo perso un'occasione di visibilità e soprattutto di far capire il grandissimo ritorno che questo evento può dare al territorio. Il primo punto su cui lavorare è l'arricchire di bandiere e drappi olimpici i comuni sull'asse della Lemagna, pur dovendo chiedere il placet di ANAS per l'installazione. A seguire la raccolta di richieste e adesioni di altri comuni interessati a esporre striscioni brandizzati. Il braccio operativo lo affideremo alla DMO e alla Fondazione Cortina che hanno già dato la loro disponibilità. Sono contento della presenza del Comune di Cortina che anche questo ha dimostrato che non vogliono essere Olimpiadi solo della città di Cortina ma di tutto il territorio provinciale. Per quello che le iniziative saranno veramente importanti, significative, le categorie economiche insieme alla Camera di Commercio sono pronte a fare la loro parte. Dovremo trovare le risorse, ma attraverso il Fondo Grandi Eventi, attraverso il Consorzio BIM e tutti cercheremo anche di trovare le risorse per far sì che tutte queste iniziative poi abbiano un grande ritorno. Tragedia in Val di Zoldo, scivola durante la passeggiata, ritrovato senza vita un uomo di 74 anni, vani tentativi di rianimazione troppo gravi, traumi riportati cadendo lungo il ripido sentiero ghiacciato. Claudio Pancera era uscito per una passeggiata nei boschi sopra Forno di Zoldo. Visto che il suo cellulare suonava libero, senza risposta, il figlio ha dato l'allarme. Grazie a un'applicazione di geolocalizzazione della sorella si è risaliti alle coordinate della posizione in località Bragarezza, dove si sono recati il figlio e i volontari di una squadra del soccorso alpino della Val di Zoldo. Visto che l'elicottero del SUEM di Pevi di Cadore non è potuto intervenire a causa del maltempo, sul posto ha corso il medico dell'ambulanza sopraggiunta nel frattempo. Così dunque in Val di Zoldo. Diamo ora uno sguardo a un impianto importante per il futuro sportivo del capoluogo. Si parla tanto di cronoprogramma per la pista da bob di Cortina. Noi ci occupiamo con Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi del Palasport di Belluno. Proseguono, come da cronoprogramma, i lavori del Dalmas 2,
per il quale sono stati stanziati interamente con fondi PNRR 2.350.000 euro. Per quello che vedo all'interno del cantiere le cose stanno andando avanti proprio bene. Hanno avuto qualche ritardo con le capriate, ma insomma adesso diciamo che nell'arco di 2 settimane ci sarà la copertura e poi tutti i servizi interni avanti, insomma, quindi cronoprogramma rispettato. Inizialmente si pensava che potesse bastare 1.800.000 euro, ma con il rincaro delle materie prime la cifra prevista fece andare deserta la prima gara indetta per appaltare l'opera. Ottenuto un finanziamento aggiuntivo si è potuto trovare chi avrebbe costruito, facendo slittare la data di fine lavori da marzo a giugno 2025. Le gare andavano deserte e quindi abbiamo dovuto richiedere al Ministero un integrativo per, si chiama Fondo FOI, e su questo fondo ci hanno rilasciato circa 500.000 euro che ha consentito di andare a gara e che qualcuno vincesse la gara sostanzialmente, quindi bene, insomma, sostanzialmente anche il rapporto col governo è stata un'ottima operazione. Gli spogliatoi ormai sono al grezzo, tempo permettendo le capriate ora visibili verranno completamente coperte nel giro di un paio di settimane, poi ci sarà un secondo rivestimento e le finiture interne, ma con l'inizio dell'estate scherma e ginnastica artistica avranno per i 450 ragazzi interessati, e non sono solo bellunesi, la loro nuova casa. Non ho altri aggiornamenti da darvi né da Belluno né da Treviso, e quindi tutto, vi lascio alle previsioni del tempo subito dopo la sigla. Buona serata.